Benvenuti, oggi è venerdì 2 agosto 2024. Il sole sorge alle 6:04 e tramonta alle 20:07. La luna sorge alle 3:34 e cala alle 19:15. Oggi si celebra Sant'Eusebio. Il nome Eusebio viene dal greco e significa pio religioso. Oggi è la giornata degli uomini. Il 2 agosto di ogni anno, in Italia e non solo, cade questa speciale ricorrenza, che però non in molti conoscono. In Italia la ricorrenza del 2 agosto è molto sentita nelle aree territoriali dell'arco alpino, soprattutto a Monteprato di Nimis, in provincia di Udine, dove ogni anno giungono migliaia di visitatori. Nella festa del paese, proprio come si faceva nel mondo antico, si svolge una sfilata per le vie cittadine e partecipare pare sia di buon auspicio per la fertilità. Compie oggi 83 anni Fabio Testi, uno dei belli del cinema italiano. Nel 1966 inizia la sua carriera lavorando come controfigura per Il buono, il brutto e il cattivo, mitico film di Sergio Leone. Nel 1970 arriva la prima vera occasione ne Il giardino dei Finzi Contini, diretto da Vittorio De Sica e premiato con l'Oscar come miglior film straniero. Da qui partirà una lunghissima cavalcata. Tra le tante relazioni con le colleghe ricordiamo quelle con Ursula Andress, Charlotte Rampling, Brooke Shields ed Edwidge Fenech. Auguri anche a Isabel Allende, scrittrice cilena che oggi festeggia 82 anni. Parente di Salvador, presidente assassinato dal regime di Pinochet, è diventata una delle autrici più conosciute della letteratura ispanoamericana contemporanea, grazie soprattutto al suo romanzo più amato, La casa degli spiriti. Buon compleanno infine a Marcello Macchia, meglio noto come Maccio Capatonda. Comico, attore, sceneggiatore, regista e youtuber che si è affermato in TV con il suo stile unico. Per lui le candeline sono 46. La sua è una produzione sconfinata, dai finti reality televisivi alle parodie dei più famosi trailer cinematografici, fino ai 2 film che lui stesso ha diretto. L'ordigno a tempo era in una valigia abbandonata su un tavolino della sala d'attesa della stazione di Bologna, affollata di gente. Alle 10:25 di quel 2 agosto 1980 un'esplosione devastante provocò 85 morti e 200 feriti. Parliamo del più grave atto terroristico avvenuto in Italia nel secondo dopoguerra, uno degli ultimi della strategia della tensione. Come esecutori materiali furono individuati dalla magistratura alcuni militanti di estrema destra. Sfido chiunque a non aver immaginato almeno una volta da bambino di passare sotto un arcobaleno. L'arcobaleno però non è altro che un fenomeno fisico che dipende dall'angolo con cui la luce colpisce le goccioline dell'acqua presenti nell'atmosfera. Dipende inoltre dall'angolo con cui noi stessi vediamo questo fenomeno, quindi avvicinandoci sempre di più non faremmo altro che far variare il nostro punto di vista, vedendo svanire l'arcobaleno davanti a noi. Buongiorno ai 12. Oggi una potente e splendida luna in Cancro chiede timidamente a Saturno delle certezze in più. Saturno retrogrado è un po' pigro nella risposta. Vediamo cosa accade. Ariete. Sembra che qualcuno intorno a voi, magari il partner, debba prima risolvere delle cose col passato per poi dedicarsi ai vostri progetti in comune. Pazienterete un po'. Forse anche voi dovreste un po' badare a qualche persona anziana in famiglia
che necessita un po' della vostra attenzione. Toro, la giornata di oggi prevede una luna decisamente molto importante. Oggi avete bisogno di sicurezza ed appoggio e chiederete a un capo o un superiore di stare dalla vostra parte in un progetto futuro. La risposta ovviamente sarà sì. Gemelli, una luna di seconda casa che chiede delle certezze economiche, che vuole porre pure un freno e che vuole farvi gestire l'economia di un qualcosa che sia non solo economica strettamente, ma proprio nell'ambito familiare, è una gestione un po' più parsimoniosa di tempo, affetti e distribuzione delle risorse. Leone, la giornata di oggi prevede una luna molto pensierosa, una luna molto emotiva, una luna che chiede comunque un bisogno di attenzione a voi stessi e anche una certezza per il futuro. Si attenua di molto l'opposizione con Plutone, quindi oggi meno dubbiosi, ma le risposte che volete le desiderate in particolare dal partner. Vergine, la giornata di oggi è una giornata che prevede ancora uno scontro tra Mercurio e Marte, un po' di discussione insomma e delle pastoie un po' complicate in termini legali. State proprio facendo un ottimo lavoro certosino di ricerca e di ordine. Venere è sempre più vicina e già però vi scalda il cuore e l'importante è farvi sentire la presenza affettiva di qualcuno nella vostra vita. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata che prevede questa luna di quadratura che chiede a Saturno di risolvere antiche questioni, anche lavorativamente. Forse sarete impegnati a districare qualcosa che avete rimandato lungamente. Se invece siete già in vacanza, potreste pensare di investire in un futuro e in un qualcosa di più ambizioso. Scorpione, la giornata di oggi prevede una suggestione lunare infinitamente bella, proprio perché mette in connessione anche Saturno e voi coglierete al volo questa voglia di sicurezza e di certezza che gli astri vi vogliono dare, soprattutto la sicurezza della famiglia, di essere amati e di piacere a qualcuno. Venere sta quasi terminando di esservi nemica, quindi forza, sono i prodromi di una ritrovata dimensione sentimentale. Sagittario, la giornata di oggi prevede i soliti Venere e Marte, un po' distonici e un po' contraddittori. Mentre avete l'appoggio di Venere, quello di Marte vi fa difetto. Quindi in amore ancora avete la sensazione di dover lottare un po'. Neanche Mercurio vi aiuterà moltissimo, proprio perché la comunicazione non sarà proprio il forte del partner o della persona che vi interessa. Se invece lavorativamente attendete una risposta, alzate il telefono e fate una telefonata. Capricorno, giornata oggi molto interessante. Questa luna d'opposizione vuole parlare proprio al vostro astro Saturno e quindi chiedere delle certezze. Sarete bravissimi infatti a capire come finirà una situazione, ad anticipare i tempi e a essere prima di tutti dove dovrete essere per avvantaggiarvi. Meglio di così. Acquario, una giornata oggi che vede sempre le suggestioni della luna imperversare, soprattutto perché si collega ad un Saturno che stancamente e noiosamente l'ascolta. Oggi anche voi sarete un po' così, non tanto come Urano quanto come il vostro Saturno, un po' annoiati dai bisogni affettivi altrui. Pesci, giornata oggi splendida proprio perché si ricompatta un equilibrio che pensavate di avere perduto, ed è proprio in famiglia e negli affetti che questa solidità affettiva si manifesta in maniera congrua e complessa. Anche lavorativamente vi arriva una comunicazione, una convocazione di chi vi rivuole ancora fortemente sul campo. Era dai tempi di Felice Gimondi, 33 anni prima, che un italiano non vinceva il Tour de France, la corsa ciclistica a tappe più prestigiosa. Ci riuscì Marco Pantani il 2 agosto del 1998, dopo un grande duello con il tedesco Jan Ullrich. Poi però per il pirata arrivò lo scandalo del doping. Oggi vi parlo di un proverbio che sicuramente conoscete. A cavaldonato non si guarda in bocca. Ma sapete che in inglese si dice allo stesso modo? Don't look a gift horse in the mouth. Perché la bocca del cavallo è così importante in questo caso? Vi racconto la storia. In passato l'età del cavallo era un fattore cruciale per il suo valore e si poteva capire guardando all'interno della sua bocca.
Ma come si traduce questo detto nella vita di tutti i giorni? Significa non fare troppe domande o analisi su un dono o un favore ricevuto. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Ci troviamo nell'Europa della Belle Époque e c'è una donna che fa girare la testa a tutti, la marchesa Luisa Casati. Questa donna è davvero unica, è eccentrica, ama indossare abiti bianchi e neri decorati con perle e portare con sé 2 levrieri bianchi al guinzaglio. Il suo trucco mette in risalto gli occhi con la matita nera e sbianca il viso con la cipria. Ma Luisa organizza anche sedute spiritiche e adora passeggiare a Venezia nuda, tenendo al guinzaglio un leopardo con un collare di diamanti. Tutto questo glamour però ha un costo e Luisa alla fine della sua vita finisce in povertà. Ci salutiamo con la frase del giorno. Tutti nasciamo felici. Lungo la strada la vita si sporca, ma possiamo pulirla. Ed è necessario riuscire a ritagliare ogni giorno un po' di tempo per pulire la nostra vita dai pensieri superflui. Voi intanto continuate a seguirci domani per iniziare insieme un nuovo giorno con tante curiosità ed un pizzico di buon umore. Io vi aspetto qui. Buona giornata dalla vostra Martina.